Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Benvenuti a tutti voi e benvenuto anche al nostro dottor De Pellegrin, medico veterinario, che come al solito è qui con noi, insomma, perché ci sono tantissime persone che ci scrivono. Grazie dell'invito. Sì, veramente grazie anche a tutti voi, perché veramente io dico... Le domande sono sempre veramente meglio. Tante, sì. E sono anche molto carine. Bene. Allora, iniziamo con i pappagalli, dottore. C'è un'ascoltatrice, c'è Irma di Conegliano, che chiede quali sono i check-up annuali per la salute dei pappagalli. Ma i pappagalli richiedono molta attenzione, sono animali molto delicati e che richiedono anche dei colleghi che lavorino proprio con questi animali. La domanda successiva appunto se ci sono dei medici veterinari specializzati con i volati. Diciamo che ci sono dei colleghi che si occupano in particolare di animali non convenzionali, quindi non solo pappagalli, rettili, coniglietti, tutti questi animali che non sono il cane e il gatto sostanzialmente. Sì. I pappagalli in particolare sono animali molto delicati. Noi li vediamo spesso e hanno un sacco di patologie che spesso si manifestano anche dopo mesi, per esempio da uno stress. Per cui sono animali che vanno seguiti da colleghi che sanno di cosa si tratta, perché le patologie sono diverse e spesso sono mascherate proprio perché questo animale non è facile da gestire e anche da manipolare. I check-up, direi, fondamentalmente sono gli esami delle feci, controllare un paio di volte all'anno, una volta all'anno le feci e fare una visita clinica. Poi non ci sono vaccinazioni che vanno fatte come nei cani e nei gatti, però una visita annuale la farei per controllare lo stato del peso dell'animale, in generale un esame obiettivo generale, se ci sono parassiti, sia a livello cutaneo ma anche proprio esame delle feci. Per cui questo direi di fare. Dopo in base a quello che si vede si propone. Però cosa spinge, dottore, una curiosità a comprare, cioè ad acquistare un pappagallo? Cos'è? In realtà il pappagallo è un animale eccezionale, sono animali che vengono utilizzati nella pet therapy perché hanno un'attenzione alla persona che è una cosa impressionante. Cioè lisciano i capelli, danno... negli anziani o nei centri per gli anziani ci sono molti, non a livelli, non pappagalli di grossa taglia, ma per esempio i pappagallini, le calopsite, le cocorite, cioè tutti questi pappagallini minori nel senso della dimensione, sono utilizzati nella pet therapy insieme ai coniglietti, per cui sono animali che hanno una notevole intelligenza e sono veramente, hanno un approccio con la persona, hanno bisogno proprio di una persona che li cura, eccetera. Quindi sono veramente animali che sono consigliabili a chi è solo, a chi ha bisogno di compagnia, ovviamente anche il cane, anche il gatto, però ovviamente c'è più impegno avere un cane e un gatto, portarlo fuori, eccetera. Invece il pappagallo sostanzialmente implica meno impegno e dopo dà molto. Interessante, dottore. C'è un'altra ascoltatrice che chiede: volevo sapere dal vostro veterinario una domanda semplice: esistono delle crocchette per il gatto quando soffre di stitichezza? Chiede l'ascoltatrice. Allora, ci sono delle crocchette in generale per le sindrome gastroenteriche. Per la stitichezza, che vada a memoria, mi sembra proprio di no, non mi è mai capitato di prescriverle. Per la stitichezza si danno delle terapie come l'olio di vasellina, oppure si danno degli sciroppi che richiamano acqua nell'intestino e aiutano. Sicuramente bisogna utilizzare un po' più liquidi nell'alimento per aiutare le feci. Sarebbe da capire il motivo della stitichezza, perché poi in base a quello noi si fa una valutazione anche terapeutica, se c'è un megacolon oppure se c'è un problema di schiena, o nei maschi c'è una prostata ingrossata che può dare stitichezza. Ci sono varie cause, per cui in base alla causa poi si lavora su quella. Però mangime specifico direi di no. Dottore, siamo all'ultima domanda. C'è un'ascoltatrice che che ci chiede dei furetti, che sono veramente degli animali simpaticissimi. Certo. E chiede: perché devo dare la carne cruda al mio furetto? Se la cuocissi cosa cambierebbe? Chiede l'ascoltatrice. E poi ancora aggiunge: i carboidrati possono provocare dei problemi. Certo, ma non è che debba dare la carne cruda, anzi direi che la carne cruda al furetto direi di evitarla. È una cosa che io lavoro con questi animali già da 20 anni e quando arrivavano 20 anni fa
erano veramente aggressivi. Allora gli si dava la carne cruda, perché dando la carne cruda aumentava la glicemia e loro avevano questo stato di torpore, eccetera, per evitare morsi. Ma questa è una cosa di una volta. Adesso ormai arrivano tutti animali sterilizzati, dopo la sarebbe da aprire un capitolo, comunque sterilizzati, molto mansueti, per cui la carne cruda direi anche è quasi sconsigliabile. Primo perché può portare parassitosi, perché la carne cruda non cotta anche nell'uomo può dare comunque degli effetti collaterali, come delle parassitosi, e dopo può dare gastrite, cioè la carne cruda sempre data cruda così non va bene. Ci sono degli ottimi prodotti di crocchette, oppure scottata, direi di scottare la carne, così si tolgono, intanto diventa più digeribile e dopo noi eliminiamo quei rischi di parassitosi che dicevo. I carboidrati nel furetto, in effetti il furetto ha un metabolismo acceleratissimo, a più di 200 battiti al minuto, a 39 di temperatura, per cui sono macchine da guerra, intese. E quindi la pasta dà un'alterazione della fermentazione, quindi meteorismo che può dare delle coliche addominali, quindi non è una condizione, i carboidrati, quindi il pane, la pasta e tutte queste cose qua, e direi di evitarlo. Però la cosa migliore è dare dei mangimi di buona qualità che trovate nei negozi animali, eventualmente un'integrazione per i giovani, quelli che stanno crescendo, però basta, non farei altre cose. Sono animali molto delicati. Dottore, siamo giunti al termine, abbiamo anche sforato di qualche minuto, ma non importa, lei è concesso. Ringraziamo il dottor Roberto De Pellegrin per essere stato qui con noi e grazie a tutti voi per averci seguito. Buona giornata. Grazie, a presto. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.